Al Comunale di Valgatara la gara di ritorno dei play-out del campionato Juniores Elite Under 19 del Veneto, Girone A. Si affrontano il Valgatara ed il Montorio. Dirige l'incontro il signor Piero Vencato di Schio. Il calcio d'avvio del Valgatara. La prima azione dei padroni di casa con Piccoli che calcia alto sulla traversa. Il Montorio risponde con Orlandi che prova a farsi spazio sulla linea del fondo, prova a servire i compagni con un cross in area. D'Urso blocca. Al 18esimo è Begalli a provarci da fuori area, Rabar para. 21esimo da Como per Campobello che dopo aver scambiato con Roman si invola sulla fascia. Cross in area per Orlandi che controlla al volo e scarica per Ballardini. Filtrante in aria che si perde sul fondo. Angolo di Orlandi. Testa di Fracaro. Mischia ed infine tiro di Zanolini respinto. Poi la difesa spazza. Ancora da Como per Campobello. Cross dal fondo. Il tiro di Orlandi ribattuto finisce a Roman che spedisce alto sulla traversa una ghiotta occasione. Rabar batte la punizione dalla propria metà campo. Si crea una mischia. La sfera resta a Castagna che conclude a rete. D'Urso è in posizione e blocca. Il secondo tempo riprende con la battuta del Montorio. Corner del Montorio, colpo di testa in avvitamento di Zanolini e D'Urso blocca in due tempi. Sul capovolgimento di fronte Giacopuzzi crossa in area. La palla sbatte sui piedi di Begalli e finisce tra le braccia di Rabar. All'ottavo Campobello serve in avanti da Como, che entra in area. Alza la testa e serve la corrente Orlandi. Il suo tiro è deviato da Diaspro. 18esimo. Da uno dei tanti lanci di Rabar, la palla finisce a Bacari, che controlla e tira. Palla al lato. Roman protegge la palla con il fisico. Serve Orlandi che entra in area e tira. D'Urso para con il piede e salva la sua porta. Angolo del Montorio sul primo palo, schizzata di testa di Bellorio che va alta sulla traversa. Valgatara in avanti e bel gesto atletico di Begalli che termina fuori. Calcio di punizione di Ballardini. Da Como gira in porto ma D'Urso è sulla traiettoria. 44esimo. Bellorio prende la palla dal limite, si spinge in area ma il suo appoggio termina fuori. 48esimo. Azione insistita di Mirandola. Appoggio per Campobello che calcia. Tiro deviato in angolo. I tempi regolamentari si concludono sullo 0-0 e si va ai tempi supplementari. Al primo minuto Valgatara in contropiede con Damoli, che corre verso l'area avversaria. Viene affrontato da dietro da Zanolini che lo colpisce. L'arbitro estrae il secondo giallo e poi il cartellino rosso. Calcio di punizione di Campostrini e Rabar para in due tempi. Al quinto Bacari crossa dal fondo, ma nessun compagno si trova sulla traiettoria e l'occasione sfuma. Il Valgatara ci prova con Righetti dalla lunga distanza. Rabar è attento e para. Damoli serve in area Piccoli, ma un ottimo recupero di Mirandola sventa l'azione. Toffoli crossa dalla fascia, Bellorio di testa manda alto. Nel secondo tempo supplementare il Montorio reclama due rigori, il primo per l'entrata su Mirandola. Ed il secondo per l'entrata su Fracaro. L'arbitro non concede su nessuno dei due casi il calcio di rigore. Punizione di Toffoli sulla barriera, poi Ambrosi spedisce al lato. Ultimo assalto del Montorio su corner. Bellorio calcia ma la palla termina al lato. Al triplice fischio restano la gioia del Valgatara e la dignità dei ragazzi del Montorio che dovranno andare avanti ed organizzare il ritorno in categoria.